In realtà la competenza vera è del Tribunale, della Procura del Tribunale di Treviso. Un vecchio adagio dice che i panni sporchi si lavano in casa e il caso di Veneto Banca per gli avvocati che rappresentano i truffati non fa differenza, anzi, sottolinea Fadalti, potrebbe essere un'ottima decisione per unificare diversi procedimenti. Se venisse dichiarato lo stato di insolvenza potrebbero emergere reati di carattere fallimentare e quindi in prospettiva una trattazione unitaria di questa vicenda unitamente a quella già sviluppatasi a Roma è sicuramente positiva. Come dire che Vincenzo Console e gli altri nomi eccellenti potrebbero rispondere davanti allo stesso tribunale per i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, ma anche di bancarotta fraudolenta, con risparmi di tempo e per i ricorrenti anche di denaro. E proprio sui tempi l'avvocato non crede che lo spostamento della capitale a Treviso significhi maggiore possibilità di prescrizione dei processi per scadenza dei termini. C'è sicuramente un rischio di prescrizione per i fatti più vecchi. Questo perché i reati di aggiotaggio si prescrivono in un termine massimo di 7 anni e mezzo, l'ostacolo all'attività dell'autorità di vigilanza in un termine massimo di 10 anni. Tempo per fare quantomeno un grado di processo c'è sicuramente. Bene, infine, secondo Fadalti, che la Procura di Treviso chieda rinforzi al Ministero, ma attenti a non usare questa condizione come scusa per allungare i tempi dell'inchiesta. Ricordo che la Procura della Repubblica di Treviso nel prossimo mese di maggio, con l'arrivo di 2 nuovi sostituti, sarà a ranghi completi. Io penso che la struttura per fare un buon lavoro in Procura ci sia tutta.